Siamo nella piazza centrale di Città del Messico. Un gruppo di allievi di una scuola di danze tradizionali azteche si esercita sotto gli occhi di messicani e di turisti. Per gli aztechi, che abitavano il centro del Messico prima dell'arrivo degli spagnoli, la danza era legata indissolubilmente alle cerimonie religiose. Si danzava prima dei sacrifici agli dei della terra, per favorirne la benevolenza e per ottenere una buona caccia o un buon raccolto. Anche oggi i giovani danzano intorno ad alcuni dei beni simbolo delle civiltà precolombiane, come l'incenso, il cui fumo sale agli dei e diventa il loro cibo, i semi dell'amaranto che, oltre ad essere consumato come alimento, serviva a confezionare idoli, e infine il mais, nella forma di popcorn, diffusa allora come oggi. Pianta miracolosa, grano sacro, regalo degli dei, il mais è uno dei protagonisti più importanti della storia d'America. Fu la domesticazione e la coltivazione di questa pianta che permise alle popolazioni preistoriche di questa parte dell'America di stanziarsi in villaggi, poi di fondare città e infine di far nascere le grandi civiltà precolombiane. Gli Aztechi, o Mexicas come chiamavano se stessi, erano una popolazione guerriera ed espansionista e per mantenere il loro impero avevano creato un efficiente sistema tributario. Al primo posto, tra i beni dovuti dalle popolazioni sottomesse, c'era proprio il mais. Città del Messico è oggi un'impressionante metropoli di 20 milioni di abitanti, estesa per più di 2000 km quadrati. All'epoca dell'arrivo degli spagnoli nel 1519, qui c'era Tenochtitlan, la magnifica città-stato degli Aztechi, con oltre 200.000 abitanti. Nel 1522 la città era stata ormai rasa al suolo dai conquistadores. Al posto della reggia dell'imperatore azteco Montezuma, gli spagnoli edificarono il palazzo del viceré, oggi sede della Presidenza della Repubblica Messicana. Il primo piano del palazzo viene visitato ogni giorno da centinaia di turisti, attratti dai murales dipinti da Diego Rivera. In uno degli affreschi è raffigurato il grande mercato di Tlatelolco, che lasciò a bocca aperta i conquistadores. Scriveva Cortés: «Tra di noi c'erano dei soldati che ne avevano visto di mondo, che erano stati a Costantinopoli, in Italia e perfino a Roma, e dissero che non avevano mai visto un mercato così ordinato, così grande e così pieno di merci e di uomini». E doveva essere proprio così, perché il mercato di Tlatelolco richiamava ogni giorno dalle 25.000 alle 50.000 persone. Qui si svolgevano le più animate contrattazioni. Prodotti di ogni genere venivano comprati, venduti, barattati. Tra tutte queste mercanzie, un posto a parte era occupato dal mais, in tutte le sue varietà. Anche oggi il mais è l'alimento base in tutto il Centro America. Nelle città ogni mattina si formano lunghe code di persone davanti alle tortillerias. La produzione della tortiglia, il pane dei messicani, segue ancora oggi un procedimento ancestrale che inizia con la cottura dei grani di mais in acqua e calce. Questo permette di eliminare la buccia indigesta, di dare elasticità alla pasta, ma soprattutto di migliorarne sensibilmente le qualità nutrizionali. La pasta così ottenuta si chiama, con una parola nahuatl, la lingua parlata dagli Aztechi, nixtamal. Per sostituire questo lavoro manuale e per riuscire a produrre tortillas in grande quantità, oggi esistono mulini di nixtamal e macchine tortigliatrici. Nell'industria le varietà di mais che vengono utilizzate per fare tortillas sono ormai pochissime. Si tratta in genere di specie ibride migliorate geneticamente e caratterizzate da un'alta produttività. Ma in questo modo si stanno a poco perdendo i diversi sapori delle tante varietà di mais che i contadini messicani sono riusciti a selezionare nel corso dei secoli.
Nell'Università di Chapingo, appena fuori Città del Messico, c'è il Museo del Mais. Come ci spiega un agronomo, qui sono conservate le circa 40 varietà esistenti in America centrale, di cui la maggior parte è originaria del Messico. Esistono tantissime leggende ispirate a questa diversità. Nella mitologia dei Maya, il dio della pioggia, Chac, lanciò un fulmine contro una montagna al cui interno era nascosto il mais. La roccia si spaccò e la pianta venne allo scoperto. Ma il fulmine era stato tanto forte che alcune pannocchie si bruciarono e ne derivò il mais di colore nero-blu. Il fuoco del fulmine del dio Chac tinse poi di rosso altre pannocchie. Altre ancora, invece, ricevettero poco calore e si colorarono di giallo. Infine, ci furono pannocchie che non subirono alcun danno. Queste rimasero bianche. Nella realtà, i 4 colori principali possono anche trovarsi tutti riuniti in una sola pannocchia. In Messico c'è una regione dove si trova concentrata tutta questa ricchezza e varietà di specie. È il Chiapas, la terra che è stata la culla della civiltà Maya. Il Chiapas è il più meridionale degli stati che compongono la Federazione Messicana. È una regione caratterizzata da grandi diversità climatiche e geografiche, con una superficie agricola destinata per più del 60% alla coltivazione del mais. È una terra ricchissima di fiumi, di corsi d'acqua e di bacini idrici. Questa abbondanza d'acqua, unita alla varietà di ambienti naturali, ha permesso ai contadini di selezionare nel corso dei secoli specie di mais adatte alle tante, diverse nicchie ecologiche. In Chiapas si trovano varietà che resistono a venti fortissimi, altre adatte al clima caldo delle pianure e delle zone di foresta tropicale, altre al freddo della montagna o ai suoli più aridi degli altopiani. Il 60% degli abitanti del Chiapas sono contadini. La loro sopravvivenza dipende totalmente dal raccolto del mais. Gli indigeni del Chiapas sono i diretti discendenti dei Maya precolombiani. Il rapporto che hanno con il mais è lo stesso dei loro antenati, che lo consideravano un essere di natura divina da trattare con rispetto e amore. I contadini dicono che il mais non va buttato in terra perché, se calpestato, si potrebbe offendere e non germogliare più. Questo agricoltore spiega che non bisogna usare le unghie per saggiare se la pannocchia è matura, perché sentirebbe dolore, come accadrebbe ad un uomo. Ogni parte della pannocchia ha in lingua maya un suo nome specifico e può essere destinata ad usi diversi. Un contadino può coltivare più varietà, ma deve stare bene attento a non piantarle vicine, perché, si dice, copulerebbero. Con la pianta si fanno previsioni. Se le foglie che avvolgono la pannocchia sono delicate, significa che l'inverno sarà temperato. Se sono spesse, vuol dire che sarà rigido. In Chiapas si crede all'apparizione di pannocchie parlanti che esortano i contadini a non coltivare al loro posto caffè o altro. I luoghi delle apparizioni diventano spesso mete di pellegrinaggi. Nei villaggi indigeni si è abituati a convivere con il mais fin dall'infanzia. Questa scuola, in una comunità maya degli altopiani, è ricavata in un magazzino per il mais. Alle travi che sostengono il soffitto sono appese a seccare pannocchie sia gialle che blu. La farina di queste ultime è un po' più dolce di quella del mais giallo ed è particolarmente apprezzata per fare tortillas. Anche i costumi tradizionali indigeni hanno una stretta relazione con il mais. In Chiapas la lavorazione artigianale delle stoffe, dalla loro tessitura ai tanti tipi di ricamo alle tinture, è caratterizzata da una grande ricchezza e varietà di stili, di forme e di colori.
A Sinacantan, uno dei principali villaggi indigeni degli altopiani del Chiapas, esiste un museo che è stato allestito in un'abitazione tradizionale. Qui sono in mostra i costumi che gli abitanti del villaggio usano sia nella vita quotidiana, sia in occasioni particolari, come feste o cerimonie pubbliche. I colori predominanti che fanno da base a tutti gli altri sono il bianco e il rosso, e simboleggiano le due rispettive varietà di mais. Anche nel loro abbigliamento, dunque, gli indigeni del Chiapas sono uomini del mais. Oltre ad adattarsi alle più diverse condizioni ecologiche, il mais dà rendimenti superiori a quelli di qualsiasi altro cereale. Da un solo grano seminato se ne possono ottenere da 300 a 1000. Per arrivare a questo risultato, i contadini hanno iniziato più di 6.000 anni fa a mettere in pratica un metodo di selezione efficacissimo. Partendo da varietà di mais selvatico con pannocchie non più grandi di un sottaceto, si è giunti miglioramento dopo miglioramento alle specie odierne. Il metodo si basa sulla selezione dei grani della pannocchia e continua ad essere utilizzato anche oggi, come spiega questo coltivatore. Nel mettere da parte i grani destinati alla semina, si scelgono sempre le pannocchie che vengono dalle piante migliori e che hanno resistito meglio all'attacco dei tanti parassiti vegetali e animali. All'interno della pannocchia si scelgono quindi i semi della forma più regolare e quelli di dimensioni maggiori. I grani più piccoli e irregolari sono in genere destinati ai più vari usi alimentari. Altri criteri di scelta possono riguardare il colore, la densità e il numero dei chicchi nella pannocchia. La preparazione a mano della tortiglia è un procedimento lento e faticoso perché bisogna sgranare la pannocchia, cuocere il grano con calce, macinarlo per ottenere la pasta di nishtamal, quindi preparare il fuoco, stendere la pasta e cuocerla. In Messico non c'è villaggio indigeno dove il sorgere del sole non sia salutato, oltre che dal canto del gallo, dal suono ritmico delle mani delle donne che preparano le tortillas per la famiglia. Per i lacandoni, una popolazione maya che vive nella foresta al confine con il Guatemala, il mais è un dio dalle fattezze umane e le barbe che crescono sulla pannocchia sono i suoi capelli. È per questo che anche i veri uomini, così i lacandoni chiamano se stessi, devono portare i capelli lunghi. Queste foto dei lacandoni sono state scattate da Trudy Blom. Trudy, svizzera, seguì negli anni 40 suo marito Franz, esploratore danese, nella foresta del Chiapas. Qui incontrò i lacandoni, si innamorò della loro cultura e divenne loro grande amica. Alla morte di Franz nel 1963, Trudy trasformò la loro bella casa in un centro di ricerca sui lacandoni, con biblioteca e museo etnografico. Fuori dalla finestra della stanza di Trudy, morta nel 1993, c'è una croce fogliata. Quello della croce fogliata è uno dei più bei bassorilievi Maya. Rappresenta i due sovrani, Pakal e suo figlio Chan Balam, ma il motivo principale è la croce generata dal dio Sole, le cui braccia sono piante di mais. Tra le foglie della pianta, nella posizione di una pannocchia, spunta una testa. Si tratta del dio del mais. L'arte dei Maya è giunta fino a noi anche attraverso i pochi codici risparmiati dalla furia dei conquistadores. Questi codici sono stati ottenuti a partire da fibre vegetali. Un laboratorio artigianale gestito da un gruppo di Maya Tzotzil di San Cristóbal de las Casas, cittadina coloniale degli altopiani del Chiapas, ha ripreso questa antica pratica.
Il laboratorio pubblica una rivista di arte e letteratura ispirata alla cultura delle popolazioni Maya di oggi. Si realizzano anche quaderni, cartoline, stampe e manifesti artistici. La carta con cui sono fatte queste pubblicazioni è prodotta dagli artigiani stessi, utilizzando corteccia d'albero, fiori o fibre della pianta del mais. Per le culture dell'America preispanica, le parti della pianta del mais erano equiparate a gioielli preziosi. Le pannocchie giovani, coperte dalle foglie verdi, venivano paragonate alla giada, pietra che, per quelle civiltà, era più importante dell'oro. Nel Museo di Antropologia di Città del Messico, un grande mural illustra il mito Maya della creazione. Il dio Hunab-Ku creò gli uomini una prima volta con il fango, poi con il legno, ma entrambi i tentativi fallirono. Finalmente decise di usare la pasta di mais e ne nacquero uomini perfetti che pensavano, parlavano e rendevano grazie agli dei. Il dio Maya del mais era Yum-Kash. Occupava il terzo posto in importanza nel Pantheon Maya dopo il dio del cielo, Itzamna, e della pioggia, Chak. Il destino di Yum-Kash, come quello del mais, era soggetto agli dei della pioggia, al vento, alla siccità, alla fame, alla morte. Infine, il mais fu dato in dono agli uomini, che ne fecero la base della loro civiltà. Nel parco davanti al museo, un gruppo di indigeni Totonachi sta celebrando un rito dalle origini antichissime, quello dei voladores. Questo lancio nel vuoto è denso di significati simbolici. Ogni uomo volante, o volador, compie, prima di toccare terra, 13 giri intorno al palo centrale, il che, moltiplicato per 4, quanti sono i voladores, dà 52. Per gli antichi messicani, ogni 52 anni si chiudeva un ciclo astronomico e si facevano sacrifici agli dei della terra e del cielo. I voladores rappresentano dei mitici uomini uccello che invocano i 4 angoli dell'universo e quindi precipitano in terra portando con sé la pioggia. Tutta la cerimonia è dunque un rito di fertilità nel quale si chiede agli dei l'abbondanza nel raccolto del mais. È una dimostrazione in più dell'importanza che il mais riveste per i messicani da un punto di vista culturale, sociale ed economico. Sia in forma di tortillas che trasformato in altri piatti tipici della cucina messicana, il mais continua ad essere la base dell'alimentazione. L'inventiva popolare ha elaborato un'infinità di varianti della tortilla dai nomi più disparati: sopes, gorditas, tlacoyos, huaraches, quesadillas, chilaquiles, enchiladas, enfricoladas, panuchos, papazuelos, tacos. La maggioranza di questi piatti sono di origine antecedente l'arrivo degli spagnoli e sono poi stati arricchiti con gli alimenti importati dal vecchio mondo. Joven, ¿todo es todo? Il Messico è il paese di origine di quasi tutte le specie di mais oggi coltivate. Qui, grazie alle conoscenze e al sudore di popolazioni che dalla pianta facevano dipendere la loro esistenza, sono state selezionate varietà adatte ad ogni uso e ad ogni palato. Parlare di mais in Messico è parlare di religione, di arte, di cultura. Forse l'idea di un prodotto agricolo ancora oggi considerato dalla gente comune un amico è cosa remota alla mentalità occidentale.
Ma per una grande parte dell'umanità di oggi, come per quella di ieri, il mais è al centro della concezione del mondo e della vita. Un dono che gli dei concedono all'uomo soltanto quando è in grado di meritarlo.